Niente oggetti di plastica, usa e getta a Rapallo a partire dal prossimo anno. Dal 7 gennaio 2020 messi al bando bicchieri, posate, piatti, cannucce e sacchetti. La decisione unanime del Consiglio Comunale. La scatola magica, il campus estivo curato dal Consorzio Tassano e Cinemovel Foundation, ha coinvolto 25 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni a Santa Margherita Ligure. Obiettivo: stimolare la creatività attraverso nuovi linguaggi espressivi. In piena attività le 2 piscine comunali di Lumarzo e Cicagna, valida alternativa per sfuggire al caldo di questa estate, sono molto apprezzate dagli abitanti della Val Fontana Buona. La testimonianza di padre Olivo, 70 anni di sacerdozio, la fiducia in Dio, l'umiltà, l'importanza della condivisione nella vita comunitaria. Questa sera lunga intervista nella trasmissione Noi Chiesa. 90 anni festeggiati in musica per la sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi. A Rapallo, concerto dell'ensemble Rapallo Musica con il coro polifonico della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Italia, Inghilterra, Brexit, ma anche Stati Uniti, politica e società. I temi degli incontri con Cristina Marconi e Federico Rampini che si svolgeranno lunedì e sabato prossimi a Chiavari a cura di Piazza Levante. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Rapallo senza plastica. Dal prossimo anno la sesta città della Liguria per numero di abitanti mette al bando gli oggetti in plastica usa e getta da negozi, stabilimenti balneari, ma anche per feste, sagre e pranzi all'aperto. La data è quella del 7 gennaio 2020. Il prossimo anno dunque tutti si dovranno adeguare, lo ha deciso il Consiglio Comunale di ieri sera in maniera unanime. Sentiamo. Rapallo anticipa la messa al bando degli oggetti di plastica usa e getta. Dal 7 gennaio 2020 le attività commerciali e artigianali, gli ambulanti, ma anche gli organizzatori di feste, sagre, pranzi all'aperto non potranno utilizzare piatti, bicchieri, posate, sacchetti e cannucce di plastica usa e getta. Sì invece ad oggetti biodegradabili, compostabili o riutilizzabili. È la decisione approvata in maniera unanime dal Consiglio Comunale di ieri sera, che ha approvato un ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutti i capigruppo, 5 di maggioranza e 2 di opposizione, che hanno a loro volta ritirato i precedenti ordini del giorno sul tema. La sollecitazione iniziale è stata della consigliera del Movimento 5 Stelle Isabella De Benedetti, che ha invitato Rapallo ad essere la prima città del Tigullio plastic free sulla scorta di esperienze analoghe nello Spezzino. Invito raccolto dagli altri consiglieri, sebbene con qualche distinguo appianato nel corso della discussione. In precedenza il presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico ha letto le deleghe assegnate a giunta e consiglieri. Il sindaco Carlo Bagnasco ha tenuto per sé urbanistica, affari generali e cultura. Il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, servizi sociali, tradizioni e volontariato. Gli assessori Antonella Onzo Bilancio, patrimonio, servizi finanziari. Elisabetta Lai Turismo, Filippo Lasigno lavori pubblici, Franco Parodi personale, polizia locale, viabilità, sicurezza, protezione civile, fondi europei. I consiglieri comunali: Salvatore Alongi ha ricevuto l'incarico a Sanità e Igiene, Maria Cristina Ardito a Castelli e Musei, Eugenio Brasei Edilizia Privata, Anagrafe, Studio Autostilo Piazza 4 Novembre, Alessandra Ferrara Mobilità Aziende Partecipate, Giuseppe Candido Servizi Tecnologici, Maurizio Malerba Parchi, Giardini, Cimiteri, Laura Mastrangelo Pubblica Istruzione, Vittorio Pellerano Sport, Fabio Proietto Frazione Demanio Ambiente, Elisabetta Ricci Pari Opportunità Politiche Familiari, Biblioteca e Ludoteca, Andrea Rizzi Nettezza Urbana, Giorgio Tasso Commercio, Artigianato, Attività Produttive, Pubblici Esercizi, Daniele Trucco Politiche Giovanili, Politiche Green, Tutela degli Animali. Il Consiglio Comunale ha eletto le commissioni consigliari permanenti che verranno convocate lunedì per l'elezione di Presidente e Segretario. Sempre a Rapallo ha preso il via questa mattina il servizio di pulizia delle spiagge pubbliche affidate alla società cooperativa Il Rastrello. È previsto un doppio passaggio da parte degli operatori, uno al mattino con sistemazione della spiaggia e uno nel tardo pomeriggio. Il servizio fa parte della Polizia Territoriale Extraurbana e prevede la raccolta differenziata dei rifiuti spiaggiati, di quelli che impropriamente vengono abbandonati dai frequentatori delle spiagge. Il materiale raccolto verrà conferito alla ditta Aprica, gestore del servizio di nettezza urbana.
La cronaca adesso, andiamo subito sul nostro sito teleradiopace.com, un incidente questo pomeriggio intorno alle 15:20 tra uno scooter e un'automobile a Chiavari. Lo scontro è avvenuto in via Parma all'altezza del supermercato Eurospin. Ad avere la peggio una donna di 48 anni, conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato un trauma agli arti inferiori. Illeso invece il conducente dell'auto. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 per i primi soccorsi. La donna è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna da un mezzo della Croce Rossa di Cogorno. I vigili del fuoco di Genova invece sono intervenuti per un incendio in un appartamento in via Fratelli Ferrari a Bogliasco. Le fiamme si sono sprigionate dalla camera da letto di un appartamento al terzo piano della palazzina. La proprietaria è riuscita ad uscire in maniera autonoma ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sulle cause del rogo è stata aperta un'indagine. Al termine delle operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco ha accusato sintomi da colpo di calore ed è stato condotto all'ospedale in osservazione. Dopo un'accurata visita, il ferito è stato dimesso con 3 giorni di prognosi. Incendio invece questa notte in salita Cappuccini nella Baia del Silenzio, a Sestri Levante. Circa 400 metri quadrati di cespugli e macchia mediterranea sotto la strada sono andati a fuoco per cause ancora da accertare. Non si può escludere l'origine dolosa. Per spegnere le fiamme, viste le dimensioni della strada, è dovuto intervenire un mezzo apposito e più piccolo giunto da Genova. Al lavoro 2 squadre dei vigili del fuoco dall'1:10 fino alle 4:15 di questa mattina. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e nel caso di dolo individuare gli eventuali responsabili. Ancora cronaca, incidente questa mattina a Ponte di Gaggia nel comune di Ne. Intorno alle 5:45 un ragazzo a bordo della sua auto, molto probabilmente a causa di un colpo di sonno, è andato a sbattere contro le protezioni laterali di uno dei ponti del tratto iniziale della provinciale 26 della Val Graveglia. Rimasto incastrato nelle lamiere del veicolo, che si è ribaltato su un fianco, è stato liberato solo grazie all'aiuto dei vigili del fuoco di Chiavari giunti sul posto insieme al personale medico del 118 e ai carabinieri. Una volta estratto il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, per lui ferite giudicate non gravi. Nell'incidente non è stato coinvolto nessun altro mezzo. E la cronaca giudiziaria, la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni per Claudio Borgarelli, l'ex infermiere di 57 anni che nel 2016 a Lumarzo, dopo una lite per un diritto di passaggio su un sentiero boschivo, uccise lo zio Albano Crocco. Borgarelli, difeso dall'avvocato Antonio Rubino, aveva chiesto più volte perdono ai familiari della vittima. In primo grado il perito del giudice aveva dichiarato l'uomo capace di intendere e volere sia al momento del delitto che nelle fasi successive. Secondo i carabinieri di Chiavari, Borgarelli aveva sparato allo zio dopo un litigio, gettando poi il corpo in un dirupo e disfandosi della testa della vittima gettandola in un cassonetto. Voltiamo decisamente pagina. Ultimo giorno del campus estivo La Scatola Magica, curato da un educatore del Consorzio Tassano e dai formatori della Cinemovel Foundation. Il progetto, rivolto a 25 ragazzi degli istituti comprensivi del territorio che frequentano le scuole medie, ha come obiettivo lo sviluppo della creatività attraverso attività di vario genere. Il campus si è svolto nella scuola media di Santa Margherita Ligure e fa parte di un progetto multiregionale Movimenti che per una durata di 3 anni prevede diverse azioni sul territorio del Tigullio al fine di contrastare la povertà educativa minorile. Vediamo il servizio. Stimolare la creatività dei ragazzi con attività di gruppo che sviluppino le loro capacità tecnico-artistiche. Questo l'obiettivo dei formatori del campus, che guidano i partecipanti attraverso le varie fasi di creazione di un cortometraggio incentrato su Leonardo da Vinci e le sue opere. E li coinvolgono in attività come ad esempio in questo caso specifico l'educazione ai media, la creazione di un cortometraggio, di un video, come montare video, ma anche laboratori teatrali, come avete potuto vedere, varie attività teatrali che aiutano a collaborare, a crescere insieme, anche se sono tutti ragazzi che non si conoscono tra di loro, quindi li aiuta a crescere. Ci concentriamo sulla conoscenza reciproca del gruppo stesso, qualora i bambini non si conoscessero, e sul creare un clima di fiducia reciproca necessario proprio per creare le fondamenta utili alla creazione, attraverso esercizi sulla fiducia l'un con l'altro e sensoriali. Si riscontra, diciamo, una difficoltà che in questo caso è quasi transgenerazionale, nel senso che a qualsiasi età
vi sono delle inibizioni e una prudenza anche per certi versi sana. Durante gli esercizi però tutti questi limiti vengono superati abbastanza facilmente, ovviamente con un po' di tempo. Il campus introduce i giovani ad alcune delle nuove tecnologie e alla pratica delle arti visive e performative, sia per sperimentare nuovi linguaggi, sia per favorire le loro capacità espressive e aiutarli a scoprire le proprie attitudini. La cosa che mi piace di più è comunque anche instaurare un rapporto con gli altri, iniziare a fare attività mai fatte, che fatte con persone conosciute possono essere diverse, però anche con persone sconosciute crei un legame facendo delle attività, in questo caso molto particolari. Quindi comunque a me è anche molto piaciuto fare queste attività e secondo me, a parere mio, è più divertente farle con persone che non conosci, perché puoi instaurare nuovi rapporti facendo queste attività. Ancora cronaca sugli autobus ATP, continuano i controlli anti-evasione nelle ore serali. Sulle due tratte maggiormente frequentate del Tigullio, Rapallo, Santa Margherita e Portofino e quella Chiavari, Lavagna, Sestri, Levante e Casarza, gli agenti verificatori hanno controllato 1200 passeggeri, rilevando un tasso di evasione pari al 10% circa, il doppio di quello riscontrato normalmente nelle ore del giorno. I controlli erano tesi a verificare la regolarità dei titoli di viaggio, ma anche a garantire la sicurezza a bordo dei mezzi con il supporto delle forze dell'ordine della zona. È stato processato questa mattina con rito direttissimo un uomo di 48 anni, palermitano ma residente a Lavagna, arrestato con l'accusa di violenza e resistenza pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla scorsa mattinata. I militari dell'Arma sono intervenuti per sedare una discussione tra il 48enne e la sua compagna, 32enne, entrambi pregiudicati, la donna agli arresti domiciliari. Alla vista dei carabinieri il 48enne avrebbe dapprima colpito al torace un militare e successivamente scaraventato un vaso di fiori verso l'altro, che però è riuscito a scansarsi. La pattuglia dei carabinieri di Zoagli invece ha fermato la scorsa notte un autocarro con a bordo un genovese 31enne e un 56enne sardo. I due, dopo gli accertamenti, sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in furto aggravato. Sul mezzo, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto materiale ferroso, risultato appena rubato ad un 70enne del luogo. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Proseguono gli interventi nel cantiere di via Piacenza, incrocio con via Entella a Chiavari, dove si sta procedendo alla posa di nuovi condotti per la regimazione delle acque piovane. La nuova tubatura del diametro di 40 cm è stata inserita all'interno dello scavo per poi essere collegata al condotto che proviene da Rialto. A causa dei lavori relativi allo spostamento della tubazione idrica, lunedì prossimo, 15 luglio, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle 13:30 alle 16:30 in alcune vie della zona. Salita Ceive, il civico 1 e 3, via Entella, i numeri solo dispari dal 231 al 297, ancora in via Piacenza, sempre numeri dispari dal civico 1 al 167, in via Canale, i civici 50, 52, 54, 56 e in via Privata Comignano solo dispari dall'1 al 33 e in via Pio X i civici 3 e 5. E per chi non vuole percorrere decine di chilometri per raggiungere il mare dall'entroterra, il servizio offerto dalle piscine comunali della Val Fontana Buona è una valida alternativa per sfuggire al caldo di queste estate. È aperta da pochi giorni quella di Lumarzo, già attiva da giugno quella di Cicagna. Le due strutture sono apprezzate per il servizio offerto. Siamo andati a vedere. Per molti residenti in valle sono state la salvezza dalle temperature record della scorsa settimana. In ogni caso, le due piscine comunali della Fontana Buona, quella di Lumarzo e quella di Cicagna, sono una valida alternativa per chi non vuole percorrere decine di chilometri per raggiungere il mare e trascorrere in pieno relax anche un semplice pomeriggio. Le due strutture, attive ormai da alcuni anni, hanno aperto ormai da giorni e hanno fatto registrare da subito il pienone di accessi, come quella di Lumarzo, che ritrova la gestione delle 3 passate stagioni ed è stata oggetto di un profondo intervento di riqualificazione che l'ha resa maggiormente fruibile anche ai più piccini. Il pavimento completamente rifatto, sono stati fatti dei lavori anche ai filtri, tutti i muretti di recinzione e di contenimento e anche la nuova uscita di emergenza. Anche le docce sono state rifatte e gli spogliatoi? Sì, esatto, anche le docce sono state fatte quest'anno, gli spogliatoi sono stati soltanto rinfrescati perché erano stati fatti qualche anno fa. Tanti bambini che vediamo, quindi un punto di riferimento, di ritrovo per questi ragazzi che evitano così di scendere al mare.
Esatto, è un punto di ritrovo per tutti, grandi e piccini, soprattutto per i bambini, il servizio è comodo, c'è il bagnino, quindi è una cosa abbastanza pratica anche per i genitori. Una nuova gestione invece, anche in questo caso molto apprezzata, per la piscina di Cicagna, che ha potuto riaprire grazie all'accordo tra il comune e la curatela che sta seguendo il fallimento della precedente società affidataria della struttura. Ad arricchire l'offerta una piccola vasca idromassaggio e numerosi corsi di nuoto e acqua gym. Corsi di acqua gym e corsi di nuoto per piccini e per adulti, servizio bar, servizio di compleanni, si possono organizzare feste e tante altre belle iniziative. Quest'anno è stata veramente una bella riscoperta di questa piscina. Anche perché il caldo, le alte temperature si sono fatte sentire, è un'occasione per trovare un po' di refrigerio. Sì, diciamo che le temperature hanno agevolato anche, però possiamo riscontrare un servizio veramente eccelso. Taglio del nastro a Rapallo per la riqualificazione dell'area comunale di via Laggiaro tra via Norero e salita Paxo. L'intervento ha comportato la realizzazione di alcuni posti auto e posti moto a raso. Parte dell'area è stata invece destinata a spazi ludici e di aggregazione del quartiere. Progettista dell'intervento è stato l'architetto Giovanni Giardini. I temi diocesani adesso, 94 anni portati splendidamente, 70 anni di vita sacerdotale da raccontare. Questa sera nella trasmissione Noi Chiesa potremo seguire una lunga intervista a padre Olivo Pallanc degli Scolopi di Chiavari, che racconta le sue esperienze pastorali tra i giovani a Roma e a Milano e offre a tutti una testimonianza di fede e di dedizione alla Chiesa. Ne anticipiamo adesso alcuni passaggi. Fidarsi di Dio è il segreto per percorrere con gioia il cammino della vita. Fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio. E in questo modo qui sono andato avanti. Per vivere bene la vita ci vuole entusiasmo. Cioè darsi ragione di quel che faccio. Non è facile. Possono capitare anche le crisi, però approfondire la crisi si fa presto, ma capire la ragione della crisi è un po' più difficile. In 70 anni di vita sacerdotale le crisi, quindi lei le ha affrontate così, approfondendone le cause? Approfondendo le cause e pensare a chi mi ha chiamato, perché la vocazione è un dono. Se riesco a fare qualcosa di bene, di che merito? Di quel di sopra. Tutto sta lì. E che si pensa poco a quel di sopra. Si pensa al fare. E un po' questo è la crisi che hanno un po' anche i diocesani. Il fare, ma prima bisogna essere. Il fare segue l'essere. E allora... No, ci vuole una buona dose di umiltà. Non credersi chissà che cosa. La crisi non è della persona, è la crisi della comunità. Ed è un guaio. L'importante della vita consacrata è la comunità. Ma perché? E in quanto la comunità è segno dell'amore trinitario di Dio. La vita consacrata è l'autorizzazione di questa carità, di questo amore di Dio trinitario. Ma dove si realizza? Nella comunità. Quindi quando uno fa una programmazione, la deve essere approvata da tutta la comunità. Non vado io per conto mio. Dunque l'intervista integrale questa sera nella puntata di Noi Chiesa in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Inizia domani il tempo di preparazione alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine nella parrocchia di Sant'Antonino Martiri a Castiglione Chiavarese. Domani alle 20:30 la messa, domenica la celebrazione alle 10:30, lunedì alle 19 l'offerta di fiori alla Madonna e la benedizione dei bambini. Martedì, la 16 luglio, la messa solenne sarà celebrata dal Vescovo alle 10:30. Alla sera alle 20:30 al Vespro la processione con la riflessione di Don Stefano Giopponi. Nel cammino di
Di preparazione alla festa patronale a Santa Margherita Ligure si inseriscono 3 momenti culturali rivolti alla città. Il primo sarà domani sera alle 21:15 sul sagrato della chiesa di San Siro. Il tema di approfondimento sarà la sfida di Francesco, l'incontro con i musulmani. Interverranno Andrea Tornielli, direttore editoriale per la comunicazione della Santa Sede, Antonio Cuciniello, arabista e islamologo. Durante la serata ci saranno le testimonianze di Paola Moras, sammargheritese, che ha vissuto e lavorato per molti anni in terra musulmana, e Amal El Farissi, musulmana sammargheritese in terra cristiana. La comunità parrocchiale di Nozzarego a Santa Margherita Ligure è in festa per la Madonna del Carmine. Domenica alle 10 il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, presiderà la messa solenne. Nel pomeriggio alle 17:30 a celebrare l'Eucarestia Don Giuseppe Privitera, parroco di San Lorenzo della Costa. A seguire ci sarà la processione. Martedì 16 luglio infine alle 18 la Santa Messa presieduta da padre Francesco Calvi dell'Ordine dei Frati Minori di Milano, al termine della quale ci sarà la benedizione degli scapolari. E un compleanno festeggiato in musica per la sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi. L'associazione, che tra le altre cose si occupa di accompagnare i malati al santuario di Lourdes, è stata celebrata a Rapallo con un concerto molto apprezzato dall'ensemble Rapallo Musica e dal coro polifonico della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Sentiamo. 90 anni festeggiati con la musica di Mozart, Bach e Vivaldi, ma anche con i brani dei maestri Campodonico, Frisina e Dante Sciutti per la sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi. A Rapallo, nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, sono state coinvolte diverse realtà che hanno voluto così portare il loro contributo per sostenere le diverse attività portate avanti dall'associazione. Questo concerto si inserisce quest'anno nelle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione della nostra sottosezione. È un concerto organizzato in collaborazione con l'associazione Rapallo Musica e il coro polifonico della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Durante il concerto sono state raccolte offerte a sostegno delle attività della realtà, che è pronta ad accogliere anche nuovi volontari. Intanto la sottosezione Unitalsi di Chiavari si prepara per l'annuale pellegrinaggio mariano a Lourdes, che quest'anno si svolge nel periodo dal 4 al 9 settembre con diverse partenze dal Tiguglio. È prevista la partecipazione alle funzioni al santuario, la processione a flambeau, la Via Crucis, la messa internazionale e la processione eucaristica. Dal 4 al 9 settembre saremo in pellegrinaggio a Lourdes, il pellegrinaggio regionale in treno dedicato a malati e disabili. Abbiamo anche in programma il pellegrinaggio in pullman, sempre in questo periodo, e il pellegrinaggio in pullman a Lourdes a fine settembre. E il concerto a favore dell'Unitalsi, eseguito dall'ensemble Rapallo Musica e il coro polifonico della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, sarà trasmesso domenica sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Cristina Marconi e Federico Rampini saranno i protagonisti di 2 incontri culturali a Chiavari organizzati da Piazza Levante con la collaborazione di YLab e la Società Economica. Gli appuntamenti per il lunedì 15 luglio e sabato 20 luglio in 2 location diverse. Vediamo. Incontro con gli autori a Chiavari. Il settimanale online Piazza Levante, grazie alla collaborazione con la Società Economica e con YLab, propone 2 serate ad ingresso libero per affrontare il tema del rapporto fra il nostro paese e l'estero. Lo fa attraverso la presentazione dei libri di 2 giornalisti, Cristina Marconi e Federico Rampini. Cristina Marconi, corrispondente da Londra per Il Foglio, Il Messaggero e Il Mattino, sarà al Giardino dei Lettori della Società Economica lunedì 15 luglio con inizio alle 21. Parlerà al pubblico del suo romanzo d'esordio nella narrativa Città irreale, edito da Ponte alle Grazie, che è stato tra i finalisti del premio Strega e ha vinto il premio Rapallo Opera Prima, ma si parlerà anche di Brexit e di Europa. Credo che la serata sia molto interessante, verrà conclusa poi da un momento musicale con la famosa cancedda, e tutto in questa cornice che io definisco magica, che è quella del Giardino dei Lettori,
che è stato restaurato, tra l'altro ha un'ottima acustica e rimane sotto il castello, per cui dà proprio anche l'idea di qualcosa di serio e di magico da fruire comunque. Federico Rampini, inviato a New York della Repubblica e prima ancora a Bruxelles, San Francisco e Pechino, sarà a YLab sabato 20 luglio alle 21:15. Presenterà il suo ultimo libro L'Oceano di mezzo, un viaggio lungo 24.539 miglia, edito dalla Terza, ma si parlerà anche del suo penultimo lavoro, La notte della sinistra, da dove ripartire, pubblicato da Mondadori. Oltre a questo toccheremo dei temi d'attualità, perché così si parlerà anche del suo lavoro e delle cose che sono un po' più sue, come per esempio la politica e l'economia, e quindi anche il suo penultimo libro, che è edito da Mondadori, La notte della sinistra, dove appunto dà un po' la visione di un italiano che ormai da tanti anni vive all'estero, del contesto politico italiano, in particolare del contesto del centro-sinistra. Nella chiesa di San Giorgio a Bonassola domani si celebra la festa della Madonna del Carmine, alle 21 la Santa Messa, animata da Tiziana Canfori all'organo e Lorenza Cevasco, mezzosoprano. Nell'occasione ci sarà un servizio di trasporto gratuito con partenze da Montaretto alle 19, Bonassola, Piazza Centocroce alle 19:30. Saranno presenti stand per la degustazione di prodotti locali. Nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 13 luglio. 47esima edizione della giornata dei fondali puliti a Sestri Levante nella Baia del Silenzio. Alle 9 il ritrovo e a seguire la caccia al tesoro subacquea. La pubblica assistenza volontaria del Soccorso Sant'Anna a Rapallo festeggia il 50° anniversario. Alle 9 la messa nella chiesa di Sant'Anna, alle 10 l'inaugurazione dei nuovi mezzi, seguiranno il corteo, la premiazione dei militi e il pranzo a buffet. Riunione del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese nella sala livellata di Via del Pino alle ore 9:30. Visite guidate alla Villa del Duca Canevaro e a Villa Vicini, organizzate dall'Associazione Due Torri. Ritrovo alle 10 in piazza 27 dicembre a Zoagli. Dalle 10 alle 12 apre le visite il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito a Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto. È possibile organizzare visite guidate previa prenotazione. Manifestazione in ricordo del sacrificio delle comunità dell'entroterra nella Resistenza a Barba Gelata e Lorsica. Alle 10 deposizione della corona dal cippo al passo della Scoglina. A seguire la messa nella chiesa di Barba Gelata e al termine l'orazione di Adriano Sansa, già sindaco di Genova. All'interno del ciclo di visite guidate Scopriamo Chiavari, un appuntamento dedicato alla varietà del giardino di Villarocca. Ritrova alle 17 all'ingresso del parco. Torneo di calcio a 5 tutto d'un fiato nel campo della colmata Mare di Chiavari. Inizio alle ore 18. Aperitivo con l'autore alle 18:30 a San Michele di Pagana Rapallo. Giovanna Pierini presenta il romanzo La dama con il ventaglio, accompagnata dalle musiche dell'ensemble Gilda Musicorum. Apericena con musica e ballo country dalle 19 al Caffè delle Rose di Bonassola. Festa di San Pietro di Rovereto a Zoagli, alle 19:30 apertura dei stand gastronomici e alle 21 spettacolo musicale di Giuse e Alessia Band. Continua Musica e Gusto a Lavagna, con musica, danza, spettacoli e mercatini del centro storico. Inizio alle ore 20. Alle 21 serata il tango presso i giardini di Via Piani a Carasco, organizzata dall'Associazione Culturale Tango Libero Levante. Il Parco Renzi di Chiavari ospita la seconda edizione della rassegna Dante Fiumana Bella. Alle 21 l'autore Giancarlo Giannini darà voce a Dante nel viaggio da Verona alla Lunigiana e alla Liguria, accompagnato dal pianista Andrea Bacchetti. Prende il via il Festival Paganignano di Carro con il recital del vionista Kevin Zhu dalle ore 21 nella piazzetta della chiesa di Carro. Alle 21 nella spiaggia Balin di Sestri Levante si svolgerà un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Sestri. Tutto quello che non si può dire al telefono è lo spettacolo di Alex Cadilli e i Sinergia, che seguiranno l'omonimo album. Alle 21 nell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. All'interno della rassegna Scali Amari di Pieve Ligure, Massimo Minella porta in scena lo spettacolo La leggenda del Rex, dal Nastro Azzurro a Fellini. L'inizio alle ore 21:15 presso lo Scalo d'Emola. Il corpo bandistico Città di Lavagna e il gruppo Saturday Evening suoneranno un omaggio a Freddie Mercury a Lavagna, alle 21:30 al Porticato Brignardello. L'associazione culturale Quelli de Navotta porterà in scena lo spettacolo Onesti se nasce, furbi se diventa, alle 21:30 in Piazza delle Libertà a Lavagna.
chiusura una notizia di sport, l'atleta di Cavi di Lavagna, Alessia Icardi, si è qualificata per la finale dei campionati italiani individuali Under 15 che si terranno nel fine settimana a San Damiano d'Asti. Tra i finalisti per le bocce ci sono 3 liguri e Alessia, portacolori della bocciofila cavese e l'unica della provincia di Genova. Compiacimento per questa qualificazione è stato espresso a nome dell'amministrazione comunale di Lavagna dall'assessore allo sport Carlo Romanengo, augurando un grande in bocca al lupo alla giovane promessa delle bocce lavagnina. È tutto per questa edizione di Tigulli Oggi, l'informazione torna domani mattina per la nostra rassegna stampa e poi alle 12:45 con la prima edizione di Tigulli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.